C'è un incremento dei malati di diabete nel territorio dell'ULSS 5 Polesana, lo registrano i dati. 12.000 i pazienti seguiti dai servizi sul territorio, quasi 20.000 i potenziali malati. A rischio soprattutto le donne e anche gli stranieri. Si vede un continuo incremento di quelli che sono i nuovi casi nella popolazione, tra l'altro maggiormente incrementati, negli screening lo dimostrano, nel sesso femminile e anche nella popolazione immigrata che si trova ad affrontare uno stile di vita tipicamente occidentale al quale probabilmente non sono abituati, e diciamo che il Polesine ha delle peculiarità ben note, come d'altra parte anche le aree montane, in cui vi è un maggiore aumento, diciamo, dei casi di diabete anche per una maggiore longevità della popolazione. Cresce il numero di malati, crescono le capacità di diagnosticare il diabete e anche di curarlo con farmaci di nuova generazione e nuovi strumenti. Proprio l'ULSS 5, con altri 4 centri del Veneto, è stata autorizzata all'uso di sensori cutanei per il monitoraggio della glicemia che lavorano con dei microinfusori di insulina. Queste tecnologie permettono di ottenere il gold standard internazionale nella cura del diabete, cioè la migliore cura possibile attraverso il miglior controllo della glicemia possibile. Quasi 200 gli apparecchi, ma l'ULSS 5 ha avviato da pochi giorni una sperimentazione tutta realizzata dai medici di Rovigo su 2 giovani che stanno usando un impianto integrato. Fondamentale resta la prevenzione e il cambio di stile di vita. Per questo dall'ULSS 5 parte la richiesta di una grande alleanza. È fondamentale l'alleanza con le associazioni che sono molto attive e utilissime, con la scuola, con tutti coloro che possono dare una mano proprio per aiutare a informare meglio le persone su come gestire la malattia una volta che c'è e come possono prevenirla.